Buon pomeriggio, ben trovati telespettatori di Antenna 3. Siamo di nuovo rigorosamente in diretta per darvi conto di un'altra giornata trascorsa sul fronte di diverse emergenze che si intersecano tra di loro. Il leitmotiv ormai lo conosciamo, è il Covid-19, ma per l'appunto la ripartenza delle settimane scorse ha sancito la ripartenza anche della cronaca e di tanti fatti. A dimostrarlo la rivolta di questa mattina alla caserma Serena di Casier nel Trevigiano. Siamo nella cintura urbana di Treviso, lungo l'asse del Terraglio, lo vedete dalle immagini del nostro Lucio Zanato. 330 richiedenti asilo, tra questi anche 9 donne e 9 bambini minorenni all'interno della struttura. Si sono mobilitati contro la decisione delle autorità sanitarie e delle amministrazioni locali. Perché cos'è successo? È successo che tra la giornata di ieri e la prima mattinata di oggi è stato individuato un operatore afghano, un operatore che lavora all'interno della struttura, è stato individuato come positivo al Covid. Questo operatore era rientrato nelle scorse ore da un periodo di ferie, è rientrato e ha subito mostrato una sintomatologia sospetta, da qui il tampone che ha dimostrato, confermato la positività al Covid-19. Cos'è successo? È successo che le autorità sanitarie hanno creato un cordone sanitario attorno alla struttura, di fatto chiudendo gli ospiti all'interno. È stata una decisione ovviamente di sicurezza pubblica, di sicurezza sanitaria, adottata ovviamente all'improvviso, ma come vedete dalle immagini non è stata presa bene dagli ospiti. Ci sono stati momenti di reale tensione, ve li abbiamo raccontati nel corso della nostra prima diretta con diversi collegamenti. È arrivata anche la Celere, quindi i reparti mobili della Polizia di Stato, che hanno quindi riportato la situazione alla calma, ma ci sono volute diverse ore, c'è voluta un'intera mattinata. Sul posto anche il sindaco di Casier e il collega di Treviso Mario Conte. Sul posto poi anche ovviamente le autorità dell'ULSS 2. Di fatto la caserma è stata chiusa, sono in corso i tamponi su tutti i richiedenti asilo. Va detto che l'afghano è rientrato da poche ore, con sé aveva tutti i dispositivi di sicurezza e teoricamente non è entrato in contatto diretto con gli ospiti della struttura, quindi è stato subito isolato e trasportato al Cafoncello con un'ambulanza, quindi è stato allontanato dalla caserma Serena. Questi i fatti della mattinata che hanno contrassegnato la cronaca. Poi c'è tutto l'aspetto politico con l'aggiornamento di Zaia di oggi, che ha per l'appunto confermato come continui il trend di diminuzione del virus, come i tamponi effettuati in Veneto siano ormai 780.000, una delle cifre più alte sicuramente a livello nazionale, ma tra le più alte anche a livello internazionale. C'è poi la soddisfazione per l'arrivo, già annunciato ieri peraltro, del capo dello Stato Mattarella a Vo' Euganeo per l'apertura dell'anno scolastico. Oggi abbiamo sentito anche il sindaco di Vo', abbiamo risentito il sindaco, sentito il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo. Insomma, c'è trepidazione per questa visita che non era prevista e che è stata per l'appunto annunciata dal capo dello Stato Mattarella.
Sul fronte internazionale lo vedete, arriva un allarme pesantissimo da parte del Fondo Monetario Internazionale: fino a 100 milioni di poveri nel mondo, il virus peggiora. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la pandemia va meglio in Europa ma non negli altri continenti. Questa è una pessima notizia sul fronte sanitario, ma lo è soprattutto per noi anche dal punto di vista economico, perché trema l'export, i dati sono sempre in diminuzione e sappiamo quanto il nord-est sia ricco di export e di aziende internazionalizzate. In tutto il mondo il bilancio delle vittime sale a 113.000. Tra l'altro tutti danno per scontato una seconda ondata di coronavirus, con gli esperti che invitano a prepararsi. Questo a livello internazionale, lo dice soprattutto Fauci, che come sapete è l'esperto consulente dell'amministrazione Trump. Sul fronte interno, lo vedete sempre riportato dall'ANSA, ci sono gli stati generali dell'economia che prendono il via tra le polemiche, perché il centrodestra ha detto a Conte che non ci sarà. Quindi i fronti sono tantissimi, ma c'è un territorio, ci sono dei territori che in questi giorni hanno anche sofferto il maltempo. Vi abbiamo raccontato dell'allagamento a Castelfranco Veneto di Follina, gli ultimi della serie, ma nel fine settimana ci sono state problematiche importanti anche in altri territori, da Verona a Padova. Per fare il punto della situazione siamo collegati via Skype con il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, che dovrebbe essere appunto collegato. Non è ancora collegato? Non ancora collegato. Allora, in attesa di collegarci con Fabio Bui, rimaniamo in territorio padovano per sentire le parole del vicepresidente di Assindustria Veneto Centro, il padovano per l'appunto Finco, che parte appunto dagli stati generali di cui vi ho parlato poco fa. Sentiamo Finco. Questi 3 mesi sono stati sicuramente disastrosi e sono stati disastrosi, non si poteva fare diversamente sicuramente. Abbiamo aziende, tanto siamo tutti insieme, chi noi imprenditori, e i commercianti, e chi ha i bar, e gli artigiani, e qui non è che nessuno qui si salva da solo. Nessuno è stato risparmiato dall'emergenza Covid e mai come adesso il Paese deve fare sistema, spiega Massimo Finco, presidente vicario di Confindustria Veneto Centro. Finora le nostre aziende sono state capaci di sopravvivere, di vivere e di fare dei grandi sviluppi in quanto tali, ma in questo momento c'è bisogno di un grande sistema paese che non c'è. Dobbiamo ridurre la burocrazia, dobbiamo investire nella ricerca, dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo ridisegnare il sistema istituzionale, dobbiamo capire quali sono i vantaggi delle autonomie, le autonomie che devono essere comunque solidali per tutto il Paese, ma che dobbiamo recepire. Noi dobbiamo essere inseriti in un contesto Europa, abbiamo un grande bisogno di Europa, c'è bisogno di ridisegnare tutto quello che abbiamo fatto finora. Queste le parole del vicepresidente di Assindustria Veneto Centro, Massimo Finco, mentre per l'appunto si stanno preparando gli stati generali dell'economia annunciati dal governo e che inizieranno per l'appunto nelle prossime ore. Ci collegheremo anche fra poco con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che ci darà sicuramente delle notizie su questo fronte. A livello regionale poi c'è un'altra polemica, quella tra la Regione del Veneto e la Fondazione Gimbe, che nei giorni scorsi ha diramato dei dati e ha denunciato una diminuzione dei tamponi per la diagnosi da Covid-19 anche in Veneto. La Regione non ci sta e ha diramato una nota puntuta, mi verrebbe da dire, dove per l'appunto contesta numero su numero
vero quanto riferito dal Gimbe nei giorni scorsi. Quindi dice la Regione: risulta incomprensibile la modalità di calcolo con la quale la Fondazione si è giunta alle sue conclusioni, non corrispondono alla realtà. In data odierna risultano processati, lo abbiamo detto in apertura, oltre 780.000 tamponi, per l'esattezza 780.786, ai quali vanno aggiunti 750.000 test sierologici. Quindi non c'è stata nessuna diminuzione dei tamponi effettuati, dice la Regione, la nota della Regione che segue per l'appunto le parole del governatore Zaia. Ma vedo collegato il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, per fare il punto proprio sulla provincia di Padova. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie per aver accettato l'invito. Presidente, io partirei dall'ondata di maltempo che ha contrassegnato il weekend. La conta dei danni un po' in tutto il Veneto è ancora in corso. Lei è anche sindaco di Loreggia, l'abbiamo vista all'opera sul Muson dei Sassi. Com'è andata a Loreggia e qual è la conta dei danni, se ci sono stati, e che timori avete avuto? No, noi per fortuna questa volta all'ultimo momento ci siamo salvati, nel senso che tracimato la Venale a Castelfranco e il Muson a Retto per poco, perché ormai eravamo pronti al peggio l'altra notte. È stata un'ondata eccezionale rispetto a quella piena. È talmente eccezionale però che ormai ci stiamo anche abituando a questo e non è possibile abituarci, perché da anni stiamo dicendo che dobbiamo mettere in sicurezza quel torrente. È un torrente che oggi ha bisogno di una cassa di espansione di 1 milione di metri cubi a nord di Castelfranco, nel comune di Fonte, e è una cassa di espansione che è iniziata e che oggi speriamo continui in maniera veloce. Se noi non realizziamo quella cassa di espansione, ogni volta che ci sarà una bomba d'acqua, che nella sua eccezionalità ormai diventa ordinario assistere a questi fenomeni, e prima o dopo andremo sotto. Loreggia è già andata sotto 2 volte, non possiamo permetterci di andare sotto la terza volta, così come tutta l'area del Trevigiano di Castelfranco e così come l'area del Padovano da Loreggia a valle fino alla foce del Muson. Guardate, il Muson non lo ferma nessuno quando parte, non c'è un sistema di fermata, perché è un'autostrada dove l'acqua scorre impetuosa, è un torrente. Allora o lo si ferma con quella cassa di espansione che ormai da 20 anni chiediamo, altrimenti dichiariamo il nostro fallimento e diciamo e accettiamo di andare sotto ancora. Io da sindaco non accetto che si possa dire che una cassa di espansione sia più importante che l'andare sotto e mandare sotto le comunità un'altra volta. Oggi certo, dobbiamo farla quella cassa di espansione, dobbiamo realizzarla, ed è quello che ho chiesto anche quella notte alla Regione, l'ho chiesto all'assessore Bottacin, che con un bel gesto che ho apprezzato è venuto in quei luoghi a Castelfranco, poi a Loreggia, ad incontrarci nel momento della piena del Muson. Tra l'altro, Presidente, fissiamo una data, quella del 7 ottobre 1998, perché fu una data drammatica, è stata una data drammatica per Loreggia, perché 1/3, se non sbaglio, del territorio comunale finì sott'acqua, finì allagato proprio a causa dell'irruenza di cui lei parlava del Muson dei Sassi. È una data che non ricordo bene, nel senso che ero proprio sul posto, è stato un dramma per la nostra comunità.
e un terzo del territorio comunale andò sotto in pochi attimi. Si ruppe addirittura un ponte e sparì improvvisamente un piccolo ponte sulla statale 308. Vennero allegati parte del comune di Campo San Piero, parte del comune di Massanzago, fino a Noale. Avemmo allagamenti per giorni e giorni. I danni furono incalcolabili in quei giorni. È stato un attimo, verso le 2 del pomeriggio, io ero proprio nella zona della rotta, l'argine cedette all'improvviso e un centinaio di metri di argine sparirono su un attimo. Certo. E tutto andò sotto. Presidente, tra l'altro, ecco, tanti anni quel ricordo è vivo, ma dopo, qualche anno dopo, l'argine cedette ancora più a nord e per fortuna quella sera non era un argine in piena, era un argine che cedette per le condizioni precarie degli argini del Muson e dei Sassi, e solo la mancata piena ci portò a non avere i danni della prima volta, ma i danni anche quella volta furono tantissimi. certo. E capite perché ad ogni pioggia, ad ogni bomba d'acqua, ad ogni piena del Muson, tutto il paese, tutti i paesi là della zona si fiondano nei punti e nei punti di osservazione, e la rabbia è molta. Un brivido più che legittimo. Tra l'altro prego la regia, se possibile, ho recuperato questa pagina del Mattino di Padova, proprio del 1998, grande fuga dall'alluvione, a Loreggia in pericolo 800 famiglie, salvati 3 bimbi, 20 paesi invasi dalle acque del Muson dei Sassi. Questo per dire che sono passati più di 20 anni e serve veramente, queste opere pubbliche servono. Tra l'altro lei parlava dell'assessore Bottacin l'altro ieri, Bottacin all'indomani dell'allagamento a Castelfranco Veneto è ritornato sul tema dei bacini di laminazione dicendo che queste opere servono e che spesso però vengono contestate e ci sono delle problematiche poi di approccio, perché nessuno poi le vuole nel proprio cortile. Questo è un po' il problema. Guardate che oggi sulle opere pubbliche non possiamo più, laddove le opere pubbliche servono per la sicurezza, non possiamo più procedere per vie ordinarie. Il modello Genova del ponte è servito per insegnarci a tutti noi che anche con una gestione commissariale si possono raggiungere presto e bene la realizzazione delle opere. Oggi dobbiamo sburocratizzare, non è possibile dopo 20 anni parlare ancora dello stesso problema. E allora uno deve decidere e in questo momento, se le vie ordinarie della burocrazia ci impediscono di fare questo, venga un commissario a decidere, diano poteri commissariali a qualcuno che abbia la facoltà di realizzare quest'opera. Non possiamo più aspettare. Guardate che una terza alluvione o a Loreggia o in altri paesi sarebbe drammatica e la reazione della gente, lo dico io da sindaco, sarebbe veramente tragica. Poi, tra l'altro, io vedo la gente e anch'io sono arrabbiato ogni volta che c'è una piena, perché sei impotente. Allora facciamola sta cassa di laminazione e portiamola a compimento. I lavori sono già iniziati a fonte. Facciamo presto. C'è stato il periodo adesso del Covid che ha rallentato un po'. Benissimo, l'emergenza sanitaria è finita. Partiamo con la realizzazione e chiudiamo presto questa grande opera pubblica idraulica su cui la Regione si era impegnata da 20 anni a questa parte. Presidente, restando sul maltempo, sabato il distretto termale, quella parte dei Colli Euganei, Montegrotto, Abano, è stata spazzata da una forte grandinata. Ci sono stati dei danni.
tra l'altro appunto all'agricoltura di quella zona già provata da un turismo che non c'è stato per mesi, mi riferisco a tutto il turismo termale. Ecco, com'è la situazione tra Abano, Montegrotto e tutta quella zona dei Colli Euganei che ha una fortissima valenza turistica, oltre che agricola? Capite, è un paese, un territorio già provato l'area termale dalla crisi Covid, che da un giorno all'altro si ritrova un'altra emergenza, quella dovuta al maltempo, che va ad aggravare già le precarie condizioni del comparto termale, ma anche del comparto agricolo di quell'area, che era funzionale anche a quell'area lì. Capite il rammarico e la preoccupazione di quelle persone. E al rammarico di quelle persone e di quelle aziende non si può rispondere che se non con l'impegno formale di tutte le istituzioni di ogni ordine e grado nell'andare al loro incontro con contributi, con iniziative di defiscalizzazione, con iniziative che rilancino quel settore. Oggi l'area termale, l'area Colli ha bisogno di un rilancio che parti proprio da un ripensare che deve vedere protagoniste le istituzioni. Ecco, qui ormai si passa di emergenza in emergenza e speriamo che questo periodo passi in fretta, questa è la speranza di tutti. Lei, da sindaco di un comune importante, perché Loreggia ha quasi 7.500 abitanti, ha riscontrato un aumento di nuove povertà? E certo, oggi il tema non sono più le opere, per un amministratore il tema non sono le opere, la priorità degli amministratori sono le persone e stanno aumentando le povertà. Se fino a qualche tempo fa, lo dico sempre, se fino a qualche tempo fa pensavamo che le nuove povertà fossero legate alle persone straniere, immigrate che arrivavano in Italia, oggi dobbiamo pensare alle nuove povertà autoctone, quelle locali, quelle degli imprenditori che oggi si vedono costretti a chiudere le aziende, quelle e che non hanno risposte per poter andare avanti, quelle di molte famiglie che perdono il posto del lavoro, spesso entrambi i coniugi lo perdono, quelle famiglie che oggi non vedono ancora la cassa integrazione arrivare o una cassa integrazione ancora con un importo insufficiente per poter coniugare il pasto con la cena. Guardate, oggi i sindaci sono un bellissimo servizio, questo lo dico, ma sono quelli anche più a contatto con le fragilità e oggi noi vediamo quotidianamente affacciarsi sempre più facilità dei nostri paesi. E sono preoccupato per ciò che avverrà da settembre in poi, perché fino a settembre, guardate, siamo ancora attenti all'emergenza sanitaria, ma l'emergenza sanitaria ha trovato una sua definizione. Lo vediamo anche dai dati che quotidianamente ci vengono forniti dal governatore piuttosto che dalla protezione civile nazionale e vediamo che la regia che c'è stata ha portato a un risultato, ma non vedo ancora un risultato sull'emergenza economica e sono preoccupato per ciò che avverrà nei nostri territori da settembre in poi e anche alla ricaduta sociale di questo, alle tensioni sociali di cui oggi sentiamo parlare, sentiamo affacciarsi qualche tensione sociale, ma che sarà molto dura nel momento in cui anche gli ammortizzatori sociali caleranno, nel momento in cui i comuni non potranno più rimandare la tassazione, non potranno più perché, per esempio, l'IMU che oggi io ho rinviato, lo Stato me l'ha già chiesta e non
tensioni sociali che arriveranno nel momento in cui non basteranno più i soldi delle casse integrazioni e così via. E tra l'altro, Presidente, non basteranno... E se sono preoccupato, e qui concludo, sono preoccupato anche per la figura dei sindaci. Lo dico da Presidente di provincia, quindi rappresentando tutti i miei colleghi. Non lasciate soli i sindaci a fare il front office di tutti i bisogni e i disagi dei cittadini. Oggi i sindaci sono lasciati soli a gestire per esempio il tema della scuola. Come ripartirà la scuola? Non lo sappiamo ancora e siamo nominati commissari per la ripartenza. Ma certo. chi ci dà le linee guida e chi ci dà i soldi per poter fare questo? E sul trasporto pubblico locale, come lo organizziamo? Come pensiamo a questo? E come possiamo affrontare quelle che lei ha definito le nuove povertà? E quindi i sindaci oggi sono lasciati soli, sono le istituzioni di frontiera, ma sapete, poi stare in frontiera qualcuno ci può rimettere conto terzi. Io dico sempre, lavoriamo spesso conto terzi e le penne, perché la reazione è spesso spropositata rispetto a quello che oggi rappresentano i sindaci, che è tanto, ma magari senza un motore che possa permettere di far andare avanti la macchina. E i sindaci la macchina sono disposti a farla andare con la propria faccia, certo, e col proprio cuore. Però date la possibilità ai sindaci di poter operare. Presidente, le chiedo un'ultimissima battuta, dobbiamo andare in pubblicità proprio in pochi secondi. Cosa rappresenta? Lei ha parlato di scuole, di edilizia scolastica, questo sarà il fronte per tutta l'estate in vista di settembre. A settembre però a Padova, nel padovano Avo Euganeo, arriverà per l'apertura di questo anno scolastico, non si sa ancora quando precisamente, perché poi c'è tutta la partita delle regionali, ma qui apriremo un altro fronte, il Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa significa per voi e per il padovano questo arrivo di Mattarella? Guardi, se i gesti hanno un senso, questo è stato un grandissimo segnale che ha voluto dare il Presidente della Repubblica alla provincia di Padova, alla straordinaria comunità di Vo, ma all'Italia tutta. E io dico, si comincia dal piccolo comune, che è l'ossatura dello Stato, si comincia dai problemi veri dei comuni, quelli più bisognosi. E quindi io mi sento di ringraziare veramente il Presidente della Repubblica, che qualche mese fa è venuto qui per dichiarare Padova città europea del volontariato, ed oggi torna qui a parlare ai nostri giovani per incontrare i nostri ragazzi in apertura dell'anno scolastico. Ecco, io ieri ho accolto con emozione la notizia del Presidente della Repubblica qui a Padova e soprattutto nella nostra piccola ma grande comunità di Vo. Presidente, grazie per essere intervenuto, per aver accettato l'invito. Noi ovviamente ci aggiorniamo, perché per l'appunto i fronti a Padova, così come altrove, sono davvero tanti. Grazie a Fabio Bui, tutti e buon lavoro. Presidente della provincia di Padova e Sindaco di Loreggia. Grazie e buon lavoro. Adesso per noi c'è qualche minuto di pubblicità. A dopo. Rientriamo in diretta. Poco fa avete sentito il Presidente della provincia di Padova che parlava del Presidente, del Capo dello Stato Mattarella, del suo arrivo, di quanto Mattarella stesso si fosse prodigato per Padova, capitale del volontariato. Quello di quest'anno, il 2020, doveva essere l'anno di Padova, doveva essere un anno ricco di eventi, di manifestazioni, ma la macchina comunque non si è fermata e il titolo potrebbe essere prolungato anche nei primi mesi del 2021.
Il 2020 per Padova doveva essere l'anno del volontariato, sfoggiando il prestigioso titolo di capitale europea. L'emergenza coronavirus ha dimostrato ancora una volta la vocazione della città al terzo settore. Nei giorni bui del lockdown sono stati più di 1000 i volontari scesi in campo per consegnare spese, buoni pasto e rispondere alle telefonate dei cittadini in difficoltà. Gli eventi si saranno bloccati, molti seminari sono stati trasferiti via web, ma l'esperienza sul campo sta contribuendo a promuovere il volontariato di comunità, che era proprio lo scopo che Padova si era prefissata quando era stata nominata capitale europea del terzo settore. Continua questo grande lavoro sulla carta dei valori del volontariato e quindi sarà questa famosa carta di Padova che alla fine verrà sottoscritta da tutte le organizzazioni di volontariato italiane. A settembre si svolgerà comunque in città l'evento Solidaria e verrà stampato il francobollo dedicato a Padova, capitale europea del volontariato. Poi il 5 dicembre si festeggerà la giornata internazionale del volontariato insieme a Berlino, la città che nel 2021 riceverà il testimone da Padova. Col Centro Europeo del Volontariato abbiamo stabilito che una certa flessibilità e quindi l'idea della conclusione di tutte le attività con una grande iniziativa europea cui saranno presenti anche credo dei leader del nostro, oltre che il nostro paese ma anche a livello europeo, pensiamo di poterla fare in primavera del 2021. Il titolo e l'onore di essere stata capitale europea del volontariato resterà per sempre nella storia della nostra città. Quindi Padova, città del volontariato, si va avanti in qualche modo e si spera quindi nel prolungamento. Vediamo insieme il primo report di giornata della Regione del Veneto con Azienda Zero. Vediamo insieme i dati in attesa del secondo report. Siamo a 5 casi di positività in tutta la regione, perlomeno questa mattina alle ore 8. Di questi 5 casi, 1 a Treviso, 2 in provincia di Venezia, 3 nel Vicentino. I casi attualmente positivi in tutta la regione sono 922, sono 873 i soggetti in isolamento. Sapete che ieri un intero gruppo che aveva partecipato a un matrimonio nel bolognese è stato messo in quarantena perché poi si è scoperto che uno degli ospiti era appunto affetto da Covid, quindi c'è stato questo aumento. Decessi non si sono registrati, perlomeno fino alle 8 di questa mattina, ma siamo in attesa del secondo report di giornata. Ma vedo collegato e lo ringrazio il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Sottosegretario, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, non saprei neanche da dove cominciare, i temi sono tantissimi, ma cominciamo dagli stati generali dell'economia. Diciamo che è il grande appuntamento dei prossimi giorni, saranno, se non sbaglio, 10 giorni di dibattiti e di confronto con le associazioni di categoria, con il mondo dell'impresa. Qual è l'obiettivo finale di questa task force inaugurata dall'esecutivo? L'obiettivo finale è e deve essere un piano di rilancio del Paese. Si è molto discusso di questo anche nelle scorse settimane, quando, avendo fatto il decreto rilancio, ci è stato detto da molte parti che sì, era giusto una nuova ondata di sussidi anche a fondo perduto, ma che bisognava immaginare, soprattutto di fronte alla ripresa, un nuovo vigore a politiche di crescita e di sviluppo in una situazione che è molto difficile e che è molto delicata. E quindi si è pensato che questo possa essere fatto attraverso una ampia consultazione della politica, delle istituzioni e soprattutto dalle parti sociali, in maniera da ricavare quegli stimoli, quelle idee, quegli orientamenti comuni che si trasformino poi in un piano. Noi dovremo presentare all'Europa in tempi brevi il piano nazionale delle riforme, che era programmato per il mese di aprile, ma che il coronavirus ha cambiato l'agenda e quindi lo abbiamo adesso come impegno. Ma soprattutto sappiamo che in autunno
in presenza della prossima legge di bilancio dovremmo incassare dall'Europa i risultati di questo negoziato che abbiamo realizzato e che dobbiamo completare, cioè importanti finanziamenti che vanno orientati soprattutto alla crescita e allo sviluppo per recuperare le difficoltà che noi abbiamo. Molti settori sono in crisi, faranno fatica a riprendersi, altri hanno cominciato a reagire positivamente, ma insomma è una situazione dal punto di vista industriale, di impresa, economico e sociale ancora difficile. Per questo, oltre ai sussidi, bisogna passare alla parte operativa. Questo è il senso, il significato e l'obiettivo che noi vogliamo che si realizzi attraverso gli Stati Generali. Sottosegretario, l'obiettivo è ovviamente ambizioso, ma necessario. Diciamo che i dati che continuano a confluire da istituti prestigiosi e quindi autorevoli ci dicono che sarà un autunno nero, questo al di là di ogni facile allarmismo. Il Fondo Monetario Internazionale oggi dice che ci sono fino a 100 milioni di poveri, nuovi poveri, che nel mondo il virus peggiora, quindi c'è un miglioramento in Europa, ma nel mondo non è così. Negli Stati Uniti i casi sono sopra la quota, la soglia dei 2 milioni. Gli esperti sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità invitano a prepararsi per una seconda ondata. E poi non so se si può leggere, ma comunque non diciamo nulla di nuovo, la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi che parla di 1,5 milioni di posti a rischio da qui all'autunno. La risposta dovrà essere necessariamente tempestiva, Sottosegretario. Sì, per questo, nonostante le polemiche che ci sono in queste ore, gli Stati Generali sono collocati da subito e vogliono essere in qualche modo essi stessi tempestivi nel poter poi non parlare più di idee, ma parlare poi di progetti e di programmi concreti. E quindi questi dati che lei ha ricordato sono dati drammatici. C'è un dato solo che ci dà la sensazione di quanto è avvenuto. Nel solo mese di aprile di quest'anno abbiamo utilizzato un numero di casse integrazioni pari a quello di tutto il 2009, che era già un anno di crisi. Quindi è evidente che quello che abbiamo di fronte è una sfida molto importante, è una sfida che va vinta assolutamente, il Paese non può perderla. E peraltro noi, ricordiamocelo, per un paio di mesi siamo stati il primo paese al mondo per contagio, alcuni hanno anche ironizzato o addirittura peggio criticato la nostra situazione. Oggi siamo il 7° paese, vuol dire che le politiche di restrizione faticose hanno avuto il loro effetto ed è per questo che è bene non smettere. Abbiamo giustamente riaperto l'economia, l'attività, perché non si poteva restare bloccati, ma al tempo stesso sappiamo che non possiamo mollare la presa, guai se ci trovassimo di fronte a una recrudescenza del virus. Noi siamo partiti per primi nelle restrizioni, siamo probabilmente i primi che oggi gestiscono una fase di ripartenza, abbiamo di fronte quindi un impegno straordinario. Per questo unire ai dati anche una prospettiva anche di fiducia, perché insomma, le potenzialità italiane per fortuna sono molte e tra l'altro nel nostro territorio queste potenzialità sono in molti casi addirittura ingigantite. Dobbiamo assolutamente reagire alla crisi sia con le risorse centrali sia con quelle europee che sono indispensabili, ma anche molto con la nostra voglia che c'è e con la nostra capacità di rimettere in moto un'economia che oggi è in difficoltà ma che non è assolutamente persa. Ci saranno processi non solo di impoverimento, come lei ha già detto, e quindi ci vorrà anche una nuova idea di welfare, di Stato sociale. In questi mesi abbiamo visto quanto è importante lo Stato sociale, pensiamo se non ci fosse stato, però non basterà, e qui ci vuole uno Stato sociale molto legato al territorio, perché sarà nei territori, nei singoli città, nei singoli quartieri che misureremo le ricadute più complicate per le famiglie, per i commercianti, per i piccoli negozi, e poi un'idea di impresa che va rilanciata.
bisogna uscire da un atteggiamento di monocultura, ad esempio nel nostro territorio la monocultura turistica non basta più, bisognerà ripensare a un turismo che ci vuole, dovremmo richiamarlo, ma sicuramente più di qualità da un lato, e dall'altro dobbiamo pensare a molteplici attività che sorreggano l'economia e la rilancino nelle varie potenzialità che i nostri territori e il nostro paese ha. Questa è la sfida, questa sfida la si fa tutti insieme. Si può discutere nel merito, anche polemizzare nel merito, non è questo il punto, ma ci vuole uno spirito condiviso. Abbiamo detto molte volte lo spirito della ricostruzione, quello dei nostri padri, dei nostri nonni nel dopoguerra. È così, ci vuole quello spirito lì. Ma il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non ci stanno, hanno detto che gli stati generali sono il Parlamento e quindi non parteciperanno a questo confronto allargato dell'esecutivo. È una strumentalizzazione? Secondo lei è già iniziata la campagna elettorale? Come si spiega questo atteggiamento? La campagna elettorale purtroppo non è mai cessata. Io innanzitutto dico che è un errore, cioè prima ancora di valutare gli aspetti politici o la strumentalizzazione, che ahimè temo che ci sia, lo considero un errore serio, perché di fronte a una situazione di questo tipo si va al confronto, in ogni caso si critica, si dice, si hanno idee, le si portano, ma rinunciare al confronto è davvero un limite che non aiuterà il Paese. Ci si assume una responsabilità molto seria, molto grave. Mi dispiace molto, perché credo che in questo momento, soprattutto di fronte al fatto che le parti sociali saranno coinvolte, ma saranno coinvolte anche le massime autorità europee, perché la Presidente von der Leyen, perché il Presidente Sassoli, perché la Presidente Lagarde, saranno tutti coinvolti, il Fondo Monetario sarà coinvolto, proprio perché noi abbiamo bisogno di tenere agganciati alle esigenze italiane anche le istituzioni internazionali, ed avere un pezzo di paese che non partecipa, con le legittime posizioni di merito ovviamente e anche critiche, con le proprie proposte, mi limito a dire che è un errore politico, ma soprattutto un errore sociale. Diciamo però che un messaggio politico è arrivato anche all'interno della stessa maggioranza, perché la direzione del Partito Democratico questa settimana ha così mandato un avviso ai naviganti. In questo caso il navigante è il Premier Conte: alleati e leali o finisce la pazienza. Ha usato toni abbastanza netti Zingaretti. Ma sì, giustamente, perché il problema a questo punto è quello di rendere concrete ed evidenti le scelte della cosiddetta fase 2 o 3, come la si vuole chiamare. Cioè, questi stati generali sono importanti se si tradurranno rapidamente in proposte operative, in proposte concrete, e quindi in grado anche di porre alla stessa Europa i progetti che vanno finanziati. Quindi il punto vero, il messaggio ai naviganti, al navigante, come lei ha detto, da parte del Partito Democratico, è proprio legato all'efficacia che ci deve essere di questa operazione, e deve essere un'operazione efficace, cioè che fa fare quel salto di qualità al Paese. Per questo non può essere una parata. Che poi ci siano tutti i rappresentanti di tutte le istituzioni è giusto ed è doveroso, ma attenzione, il finale non può essere solo una parata o un bel libro dei sogni, deve tradursi in scelte operative. Sottosegretario, ecco, tra i messaggi ce n'è uno molto chiaro che il PD già aveva lanciato, lei personalmente, quello del MES. Bisogna accettare questo MES. Ma sì, ma insomma anche oggi le istituzioni europee hanno detto che non c'è nessuna condizionalità se non quella che servono per la sanità, ma francamente diciamo che rinunciare a 30 miliardi in una situazione come quella che abbiamo visto nel nostro paese, dove tutto sommato la sanità ha retto, ma proviamo a pensare alla nostra sanità veneta, che ha dimostrato in questi mesi
diciamo di aver in qualche modo affrontato il virus, se non servono o se non possono essere utili queste ulteriori risorse per migliorare e rafforzare. Quindi non c'è ombra di dubbio, non essendoci la vera condizione negativa che è la ristrutturazione del debito, lasciare lì quelle risorse sarebbe davvero un mezzo suicidio. Sottosegretario, c'è appunto tutta la questione del MES, poi il dibattito attorno al recovery plan che adesso ha un nuovo nome, EU Next Generation, ma diciamo che la sostanza non cambia. Anche qui serviranno scelte radicali da parte del governo. Se lei dovesse individuare una priorità per questo recovery plan all'italiana, una sola, quale sceglierebbe? Turismo e cultura, senza ombra di dubbio. Ne individuerei 3, turismo e cultura come primo, secondo come il manifatturiero, il Made in Italy, e il terzo la logistica, sistema portuale e non solo. Ma se lei mi dice l'ordine di priorità, le dico questo, perché turismo e cultura il turismo è il punto più difficile, che ha pagato di più il prezzo di questo coronavirus, ma è anche il punto di rilancio. Noi siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico, abbiamo il 70% del patrimonio artistico, abbiamo più di 40 siti UNESCO, quindi siamo il paese con più anche responsabilità positiva, abbiamo delle risorse naturali straordinarie, il Veneto è il primo regione d'Italia per flussi turistici, non dimentichiamocelo mai, Venezia è al centro di questa possibilità, quindi il mio ragionamento è sicuramente un ragionamento da italiano, ma da veneziano e da veneto, perché turismo e cultura è l'asse di rilancio principale. Non dimentico gli altri 2, ma lei mi ha chiesto un ordine di priorità. No, chiarissimo, ma le chiedo proprio in ultimissima battuta, sapremo evitare come italiani in generale la brutta abitudine di procedere con finanziamenti a pioggia, con interventi a spizzichi e bocconi, e sapremo questa volta programmare il nostro futuro? Sapremo se decideremo le priorità. Se noi decidiamo ad esempio che queste 3, io ne ho indicate su sua richiesta 3, e collegate a queste ci metto per sostenerle una buona dotazione di infrastruttura, a cominciare da quelle digitali, e una buona situazione di istruzione scolastica, che sono fondamentali, se sapremo fare questo, allora le risorse saranno ben destinate. Se non abbiamo chiare le priorità, è chiaro che ci sarà una dispersione, ma non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo assolutamente fare questo salto di qualità, perché la sfida ha le dimensioni che abbiamo detto prima, e quindi l'Italia deve giocarsi fino in fondo la sua carta. Per questo è bene che pur nelle differenze di opinione ci sia il più possibile un disegno condiviso. Sottosegretario, speriamo quindi fra 10 giorni di ritrovarci e guardare a questi stati generali e alle risultanze di questi stati generali con spirito operativo e concreto, perché è quello che ci serve, insomma, al di là di qualsiasi tipo di contrapposizione partitica. Io la ringrazio per questo suo intervento, le auguro buon lavoro. Buon lavoro e buona serata a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Siamo alle battute conclusive di questa diretta straordinaria. Nei prossimi minuti quasi sicuramente arriveranno anche i dati della sera relativi al contagio. Per il momento ci sono quelli nazionali, siamo a 30.637 malati, 1.073 in meno di ieri. Questo ci dice il bollettino della Protezione Civile Nazionale. I tamponi per il coronavirus effettuati nel Paese sono stati finora 4.433.000, in aumento di 52.000 rispetto a ieri. I casi testati sono
finora 2.700.000. Questo quindi il quadro a livello nazionale. Il Veneto conta oggi 1964 vittime, questo il totale, ma per l'appunto nelle edizioni dei nostri telegiornali vedremo il dato singolo. È davvero tutto per questa diretta straordinaria, vi ringrazio per l'attenzione. Subito dopo la pubblicità il TG regionale. A dopo.